Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna. Te la linea. Grazie Sveva, amiche e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà, questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata numero 1017 di oggi, mercoledì 18 giugno del 2025. Cominciamo subito. Sveva, buon lavoro a te intanto e grazie. Poi date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge perché vi perdete liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Sammy Varin che tornerà lunedì e che per ora io sto finendo di sostituire, e poi molte altre cose molto interessanti. Benissimo, adesso noi cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo 340-670-9659 per le vostre zap o WhatsApp, telefono 0292947222 quando lo dirò io. Che cosa sta succedendo? Lo avete sentito prima nel Liberamente del nostro direttore responsabile. Trump tiene un atteggiamento estremamente diciamo così sibillino, perché parlando con i giornalisti ha detto: l'Iran potrei attaccare come potrei non attaccare, nessuno sa quello che io ho deciso. La BBC batte adesso la notizia che in Iran molto spesso intanto non è più possibile prelevare denaro in molti casi perché i bancomat sono esauriti. L'altra cosa è che nei supermercati gli scaffali a quanto pare sono spesso vuoti. Una decina di minuti fa l'ambasciatore americano in Israele, dice sempre la BBC, Mike Huckabee, ha postato su X un piano per l'evacuazione degli americani, dei cittadini americani che si trovano a Gerusalemme e in Israele. Vi ricordo che l'ambasciata degli Stati Uniti in Israele, che è a Gerusalemme, mentre io vi sto parlando, è chiusa fino a venerdì, per cui questo significa qualcosa. Infine è notizia di una mezz'ora fa che la portaerei Gerald Ford, che è la portaerei più moderna e potente della Marina militare americana, sta facendo rotta per il Mediterraneo orientale, e questo permetterà di avere 3 portaerei nell'area del Medio Oriente. La Gerald Ford, che è la classe CVN-21, la nuova versione e la più potente versione di portaerei americane, le 2 Nimitz, cioè la Nimitz e la Carl Vinson, che sono già nell'area dello stretto di Hormuz. Per cui, signore e signori, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, è molto probabile che l'America possa davvero decidere
di quantomeno colpire molto duro i siti nucleari iraniani. Un'ultima cosa che vi voglio ricordare, l'ho detto stamattina in rassegna stampa, ve lo ripeto adesso: ieri notte il figlio dello Shah, il principe ereditario Ciro Palevi, ha diffuso un video nel quale invita la popolazione iraniana, l'esercito e la polizia ad allearsi, cacciare il regime degli Ayatollah, e poi ha aggiunto: io ho già pronto il governo per i primi 100 giorni subito dopo la caduta degli Ayatollah. Ora, a meno che non stesse sognando ad occhi aperti, che per carità può anche essere un'ipotesi plausibile, è chiaro che se lui, che fino ad oggi ha comunque tenuto un linguaggio abbastanza misurato, appoggiando la rivolta, incitando alla rivolta, adesso fa una dichiarazione del genere, vuol dire che qualcuno, magari coi capelli arancioni, gli ha detto: vedi di tenerti pronto, perché evidentemente se cadono gli Ayatollah, questa è una cosa molto Trump, cadono gli Ayatollah e chi ci metto al posto loro? Il figlio di quello che c'era prima, no? Logico, conseguenziale, tac, e del resto il figlio di quello che c'era prima era un alleato fidato, per cui questa è la cosa. Senti Sveva, mentre proviamo a entrare in contatto con l'onorevole Loizzo, se vuoi puoi mandare anche il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi, che questa sera è dedicato in modo implacabile all'arma segreta iraniana, cioè la chiusura dello stretto di Hormuz, dal quale transita il 30% del petrolio mondiale. È un'arma che può utilizzare? Pechino che cosa ne pensa? A saperlo. Antonino, scusami, Sì, abbiamo l'onorevole in linea che è in treno e speriamo di mantenere allora buono. facciamo una cosa veloce cercando di agganciarla subito. Sigla. Qui Parlamento. Onorevole Loizzo, bentornata, è un piacere ritrovarla. E allora, che Anche cosa si per può me, fare? come va? Tutto bene? Ma sì, insomma, cerchiamo di fare il nostro dovere al meglio, come sempre. Onorevole, senta, visto che è in viaggio in treno, vengo subito al dunque. Quali sono queste iniziative per favorire la permanenza dei ricercatori? Beh, sicuramente una sburocratizzazione dei processi di passaggio di fascia tra dottorato di ricerca a ricercatore confermato, a professore associato. Lei vedrà l'età media in Europa dei professori ordinari di circa 40 anni, mentre per noi è un ventennio più in alto, 60. Quindi noi dobbiamo far arrivare i nostri giovani facilmente alla dirigenza e anche potenziare gli incentivi per quei ricercatori che vogliono ritornare, non solo i nostri italiani, ma anche quelli che in questo momento, come dall'America, hanno difficoltà a rimanere in università come Harvard o la Columbia ed evitare che sia la Cina ad accaparrarseli. Certo. Ecco, dopodiché la linea cadde. Vediamo se riusciamo a recuperare l'onorevole Loizzo. Siamo un po' a viaggi e intemperie questa sera, quindi vediamo un po', Sveva. Intanto, mentre aspettiamo di tornare in contatto con l'onorevole Loizzo, vi dico anche un'altra cosa sulla crisi che è in corso. La CNN pubblica un'analisi sull'attacco L'abbiamo a di nuovo, Fordo. Antonino. Ah, benissimo. Onorevole, prego, stava dicendo i ricercatori che naturalmente si prenderebbero gli altri, tra cui la Cina. Sì. Dobbiamo cercare di far tornare non solo i nostri ricercatori, ma attrarre anche i ricercatori stranieri in un momento in cui molti lasciano l'America per divergenze anche con Trump e la Cina sta cercando di rubarceli, quindi noi dobbiamo cercare di farli rientrare nel nostro paese, che è un paese in cui la qualità della vita è elevata e anche il costo della vita è basso. Per esempio l'Unical ha fatto acquisti sull'intelligenza artificiale tra i migliori del mondo e Cosenza non è Milano, quindi evidentemente noi siamo attrattivi per qualità della vita, ma anche un basso costo della vita, quindi giovani ricercatori possono essere facilitati a rientrare. Molto bene. Senta, onorevole, se riusciamo
e se il treno ci dà ancoraggio, quali saranno ora i suoi prossimi impegni? Pronto? Lo sento, Sì, pronto. Lo sento a Ecco. tratti. Pronto? Quali saranno i suoi prossimi impegni? I prossimi impegni su questa legge sarà dalla mozione portare a una PDL, invece per quanto riguarda i miei portare in aula. Niente, prova per favore a richiamare l'onorevole Loizzo, dopodiché facciamo proprio queste ultime 2 battute e chiudiamo lo spazio in cui Parlamento, perché malgrado viviamo nell'epoca in cui Elon Musk può puntare i suoi satelliti direttamente sull'Iran e beffare la censura iraniana, come vedete in Italia non si riesce a fare una telefonata dal treno, esattamente come nel 1998, quando ho cominciato io a viaggiare lungo l'Italia in treno e puntualmente ogni galleria non ti sento, e siamo sempre lì. Come vedete, dopo 30 anni continuiamo ad accapigliarci, ti sento, non ti sento, ti sento metallico e così via. Sveva, se non Sì, riusciamo... abbiamo di Sì. nuovo l'onorevole. Perfetto, stava dicendo a proposito di questa mozione, onorevole. Che deve essere tradotta in una proposta di legge. Già la Lega, col suo segretario federale Lega Giovani Toccalini, ha presentato una proposta di legge per occupare i giovani che comprende una flat tax per gli under 30 e fino a 40.000 euro di reddito, una serie di agevolazioni per favorire il rientro dei ricercatori. Molto bene, molto bene. Allora, onorevole, faccia buon viaggio e grazie per il suo impegno. Il radioascoltatori. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Sigla. Qui Parlamento. Benissimo, adesso io direi che se hai pronto il diritto e rovescio di Pierluigi Magnaschi e Chiara Sveva, lo possiamo mandare e poi alle 18:30 as usual la pausa e ci sentiamo Nini Rosso, Il volo del Calabrone del 1968, perché è proprio quello, e poi ve lo spiega Paola D'Amico, che come ogni mercoledì sarà la nostra amica degli animali. Se ci sei con diritto e rovescio, Sveva, vai pure. L'Iran, non essendo ancora in possesso dell'arma atomica, anche se l'autorità di controllo dell'ONU dice che se non fosse stata attaccata da Israele avrebbe potuto produrla nel giro di 3 settimane, l'Iran, dicevo, non è in grado di contrastare l'offensiva israeliana. Tuttavia, l'Iran, un'arma segreta alternativa alla bomba atomica al momento indisponibile, ce l'ha, ed è il blocco dello stretto di Hormuz, che potrebbe essere facilmente realizzato affondando qualche nave fuori uso in questa zona. Questo blocco infatti impedirebbe l'esportazione di petrolio e di gas dall'area del Golfo al resto del mondo, danneggiando non solo i paesi arabi nel loro ruolo di grandi esportatori di fonti energetiche, ma anche i paesi destinatari e in particolare la Cina e l'Europa, e mandando anche alle stelle il prezzo di questi prodotti. Ma l'Iran, se bloccasse lo stretto di Hormuz, colpirebbe in pieno l'economia di Pechino, che sinora ha tenuto in piedi l'Iran, essendo la Cina il più grande importatore di petrolio da Teheran e dai paesi del Golfo. Lo stretto di Hormuz quindi è in teoria un'arma assoluta, ma in pratica anche un'arma indisponibile. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Torna
migliaia di notizie ci raccontano i fatti che accadono in Italia e ogni giorno c'è una voce fuori dal coro. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. L'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti. L'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro anno. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, una scelta di valore. L'amica del DNA con Paola D'Amico. Nuova Carolina, Antonino. Del 1968 con la magica tromba di Nini Rosso alle 18:34 minuti e 20 secondi. Io ho il piacere di ritrovare Sua Soavità Paola D'Amico con un ospite questa sera di riguardo, il dottor Silvestro Acampora. Buonasera a entrambi. Ciao Antonino e salve a tutte e a tutti Buonasera a in tutti. ascolto. E grazie per i titoli che non ho. Ah, bene, senta, Paola, ci vuoi presentare il nostro gradito ospite? Allora, Silvestro Campora è un autentico mito perché non è soltanto esperto di alberi e di quello che gira attorno agli alberi, ma anche qualcosa che non è che racconta spesso. Lui è un uomo di Vulcania, è vero Silvestro, Silvestro di Ercolano, però ha vissuto molto tempo a Roma e a Milano, dove è, diciamo, io lo chiamo l'uomo degli alberi perché sa veramente tutto degli alberi di Milano, lavora tanto tempo al comune e per tanto tempo si è occupato di sovrintendere anche i lavori, i tagli, non i tagli, quindi veramente un grande esperto. E l'abbiamo invitato, grazie Silvestro per essere con noi stasera, perché volevamo parlare di Pettirosso, che a proposito è l'uccellino nella foto che ci ha mandato l'ascoltatore, ma magari rinviamo più avanti. Perché in realtà oggi mi sono arrivati messaggi, non solo da colleghi ma anche da milanesi cittadini, che mandavano fotografie di questo, del loro giardino, delle loro piante sul balcone,
distrutte, letteralmente distrutte negli ultimi giorni, una cosa repentina probabilmente, da un animaletto. Ho chiesto appunto a Nica Laura che è una giornalista di Repubblica, Laura Snaghi, di mandarmi una foto, ed è arrivato questo insettino, che è un coleottero giapponese, ma poi cedo la parola a Silvestro, che non ha niente a che vedere con lo scarabeo egizio, che era considerato un potente amuleto, no? Con una funzione magica di eterna rinascita nel divenire, trasformarsi. In realtà questo insetto sta facendo qualche danno. Quindi Antonino, se sei d'accordo, chiederei subito a Silvestro che cos'è, di pure tu nome tecnico io evito perché appunto rischio di impatinarmi, e cosa possiamo fare e perché è arrivato, cosa sta combinando. Molto volentieri, prego. Allora, questo insetto in realtà è un coleottero che è arrivato da qualche anno in Lombardia dal Giappone, infatti si chiama Popillia japonica. È anche molto carino, ma ha un difetto, è estremamente prolifico. E praticamente riesce a mangiare quasi tutto quello che è vegetale. Bisogna considerare una cosa, che gli insetti sono i primi animali evoluti comparsi sulla Terra a seguito delle piante, per cui o sono degli impollinatori o sono dei consumatori primari di quello che è il mondo vegetale. Questo insetto è anche bello perché ha un bel colore ramato, ha la deprecabile abitudine allo stadio di adulto di aggregarsi in numero anche considerevole sulle piante da frutto, piante in generale, in particolare dove ho visto che predilige le viti, però quello che trova praticamente mangia sia a livello di foglie, sia dei fiori e sia anche dei frutti, e riesce a provocare un po' di danni sia allo stadio di adulto, che è quello che noi vediamo sulle piante, magari sui balconi, sui davanzali, ma sia a livello di larva, allo stadio larvale, dove invece vive infossato nel terreno, nei prati, e provoca dei danni anche considerevoli. Considerate una cosa. Sì. Cosa dobbiamo Dicevo, considerare? Considerate che una delle zone più colpite della città di Milano è l'area dello stadio dell'ippodromo, dove le larve di questi insetti hanno creato non pochi problemi al manto proprio dell'ippodromo, dove corrono i cavalli normalmente, tant'è che qualche anno fa il Gran Premio di Milano è stato spostato nella città di Roma proprio per evitare che i cavalli potessero ferirsi gli zoccoli o nelle zampe, correndo su dei prati che avevano, diciamo, queste cavità al di sotto del tappeto erboso e potevano avere dei problemi. Recentemente la ERSAF Lombardia ha emanato un'ordinanza di contenimento di questo insetto, in particolare per la zona dello stadio, perché è un posto dove arrivano, diciamo, ospiti da tutta Europa per guardare le partite che generalmente si tengono, partite di Coppa o di campionato, o anche concerti, e questi insetti possono occasionalmente finire o nelle macchine delle persone che parcheggiano, o addirittura sono stati trovati nelle crine dei cavalli e quindi trasportati in posti dove questo insetto ancora non è presente, sia in Italia che all'estero, per cui sono stati messi dei cartelli un pochino simpatici anche, che chiedono agli autisti, ai frequentatori dello stadio e dell'ippodromo di fare attenzione a non portarsi in giro questi insetti che possono viaggiare tranquillamente in macchina. Ecco. Addirittura in macchina, niente meno. Paola, prego. No, dicevo, sono così invasivi, non hanno antagonisti naturali, altri insetti oppure volatili? Allora, recentemente si stanno sviluppando degli antagonisti naturali, perché come in tutte le cose che accadono sul nostro piccolo e affollato pianeta di uomini come di insetti, quando si raggiunge un equilibrio tra una nuova specie che è arrivata magari in un posto dove non ha antagonisti, come in questo caso la città di Milano, e i predatori, che sono non solamente altri insetti, ma possono essere anche dei microrganismi come il Bacillus thuringiensis, ad esempio, o anche semplicemente degli uccelli insettivori, il fenomeno inizia a essere, diciamo così, controllato naturalmente, si raggiunge un equilibrio, la specie smette di creare problemi e danni che possono apparire nell'immediato
devastanti. Va anche considerato una cosa, che in città, io dico da tecnico, per fortuna, gli insetticidi devono essere usati con attenzione e con parsimonia, perché chiaramente oltre a essere velenosi per gli insetti o per l'insetto che vogliamo controllare, colpire o limitare la sua diffusione, la sua opera defogliatrice, sono pericolosi anche per tutte le altre forme di vita, uomo compreso. Noi siamo, tutti quelli che hanno la mia età, ad esempio, sono datati, possono essere etichettati col DDT che ci portiamo dietro nei nostri tessuti dai tempi dell'infanzia. Certo. Per cui Vero. gli insetticidi vanno usati con attenzione, ecco. Ma e quindi chi si trova il terrazzo invaso, perché le foto che ho visto sono abbastanza, insomma, danno una sensazione abbastanza fastidiosa. Cosa può fare per allontanarli o difendere le proprie piante in modo quasi naturale? Allora, il sistema più facile è quello, se ovviamente si hanno a disposizione poche piante, tempo e non si ha ribrezzo per gli insetti. La cosa migliore da fare è nelle prime ore del mattino o della sera di raccoglierle, si raccolgono abbastanza facilmente, e metterle in un secchio con acqua saponata e lasciarle morire. Oppure, se si hanno delle piante di pregio, proteggerle con delle reti di quelle che normalmente si usano per proteggere dalle vespe la frutta, ad esempio le pignetue, o comunque di quelle che si usano normalmente per fare le pianteriere. È preferibile non usare insetticidi, anche perché sono degli insetti abbastanza robusti, diciamo. Bisognerebbe usare delle concentrazioni elevate per il rischio di l'avvelenamento anche degli animali domestici, oltre che qualche problema anche agli altri abitanti della casa, gli umani, specialmente se ci sono bambini. Insomma, è il caso, secondo me, di evitarli. In alternativa si possono usare gli insetticidi che si trovano nei normali garden, che sono generalmente testati per essere usati in ambiente urbano, che generalmente sono a base di prodotti naturali, a base di piretro, terpenetrina e cose varie. Però il mio suggerimento è di usare sempre con che fanno le uova nel terreno, quindi le piante va sostituito anche il terreno, quindi. Non ho capito, scusami Paola. Cioè, se ho capito bene, fanno le uova nel terreno, le larve crescono nel terreno, no? Tu puoi anche partire la mattina presto, togli gli animaletti, li metti nell'acqua, insomma, fai il killer, no? Ma poi comunque loro possono aver fatto le uova e quindi ci saranno poi le larve nel terreno, di una pianta anche in casa. Cosa si può fare allora? Devi cambiare e sostituire tutta la terra? Generalmente si fa una sorta di monitoraggio sulle aree prative, dove praticamente si delimita una zona magari di 1 metro quadro, si leva il codice erboso e si controlla poi la quantità di larve che hanno una caratteristica forma C, che è praticamente caratteristica di tutti i coleotteri, ma è facilmente identificabile, e quando superano un certo numero, generalmente stimato attorno ai 90 larve per metro quadro, si può, a livello, questo ovviamente è un discorso a livello professionale, si possono valutare di fare dei trattamenti insetticidi. Bisogna considerare una cosa, che in città comunque vengono fatti periodicamente i trattamenti per il contenimento delle zanzare, e questi trattamenti hanno un effetto anche su tutte le altre popolazioni di insetti, compresi in misura chiaramente limitata, ma compresa la Papilio. Diciamo che è un insetto abbastanza difficile da controllare, però io da tecnico sarei per lasciar fare la natura il suo corso e aspettare che si instauri un equilibrio ecologico e biologico tra l'insetto e i suoi predatori, in modo che tra qualche anno non sia più un problema. Certo, ma Silvestro, in termini di equilibrio in natura, da quanto tempo si sono visti questi insetti in città e da quanti anni, e quanto tempo può occorrere perché si sviluppi un equilibrio, perché ci si crei un equilibrio in natura, quindi ci siano altri animali, insetti, volatili che si nutrono di questi coleotteri? Basta dare il tempo agli altri predatori, che generalmente sono
ad esempio gli uccelli, che sono dei fenomenali predatori degli insetti, non avessimo le rondini, ad esempio, noi avremmo quantità di zanzare e altri insetti, diciamo così, fastidiosi, e mi tengo buoni, enormi, grazie alla popolazione di rondine che ancora si ostinano a frequentare Milano, malgrado non siano, diciamo, la loro permanenza non sia del tutto incentivata, e dei pipistrelli, ad esempio, perché abbiamo pure quelli. Le popolazioni di insetti sono abbastanza contenute. Il problema è che quando arriva un insetto nuovo, come è successo per la popiglia, ma recentemente, ancora più recentemente per un altro insettino che vi capiterà di notare in giro sugli alberi della città, che forma una specie di ghirlande cotonoso di colore bianco sulle piante, che è la Takasha japonica. Bisogna dare il tempo sia, diciamo, ai normali predatori di abituarsi. È come se noi dovessimo iniziare a mangiare il petto di pollo e sostituirlo con, non so, dello struzzo, ecco. Ci vuole un po' di tempo. La stessa cosa per gli altri predatori che sono fenomenali, che sono gli insetti che vivono proprio a spese di coleotteri, perché come anche microorganismi, vi accennavo prima al Bacillus thuringiensis, che è un bacillo che attacca praticamente sia allo stato larvale che sia allo stato di adulto le popolazioni sia di lepidopteri che di coleotteri, in questo caso della popiglia. Diciamo che in 3-5 anni si iniziano a verificare, a essere presenti i predatori naturali, e quindi il fenomeno inizia lentamente a scemare. Poi si influisce sulla distribuzione e sulla proliferazione di questi insetti anche l'andamento climatico. Ad esempio, se abbiamo degli inverni abbastanza freddi, la popolazione di larve non riesce a terminare lo sviluppo e se ne hanno quindi in numero minore nella primavera successiva per lo sfarfallamento e quindi l'accoppiamento. Un'altra caratteristica di questo insetto che mi viene in mente è quello che ha un elevatissimo potere di aggregazione, per cui praticamente basta che uno o pochissimi altri insetti arrivano su un posto dove c'è qualche cosa di appetibile per loro, che possono essere piante da ortaggio, ad esempio, ma anche piante da frutto, emettono una serie delle sostanze che sono dei feromoni di aggregazione, si chiamano proprio così, che attirano quantità enormi di insetti. Laddove è possibile mettere delle trappole usando questo sistema per controllarli, vi posso assicurare che se ne catturano a chili proprio. Tenete presente che l'insettino peserà mezzo grammo o poco più, quindi per fare esatto. ce ne vogliono migliaia praticamente. Se visitate il sito di Earth Lombardia trovate pubblicate delle belle foto delle aggregazioni. L'altra aggregazione che formano, oltre che per l'alimentazione e per la riproduzione, quindi le femmine emettono dei feromoni attrattivi verso i maschi. È un sistema che può essere utilizzato per fare delle trappole per catturare maschi o femmine. Antonino? No, trovo tutto questo molto interessante e andando avanti ora con l'esplosione della bella stagione, quali altri parassiti ci dobbiamo aspettare? Bella domanda. Allora, il problema è questo, che noi umani siamo diventati dei viaggiatori indefessi e più o meno senza rendercene conto, passando da un continente all'altro, anche semplicemente nel caso della Takasha e della popiglia sono degli esempi. Per ora sono localizzati in Piemonte e Lombardia e in una piccola zona della Svizzera, ma se non facciamo attenzione si possono propagare su tutto il territorio nazionale. Quindi possiamo inconsapevolmente che noi possiamo comprarli al mercato assieme alla frutta, e per carità, ad esempio, trovare un qualche insetto nell'insalata vuol dire che quell'insalata è stata coltivata usando poco pesticidi, però siamo una specie, diciamo, generalmente si chiamano specie aliene o comunque non presenti in un territorio, spostarle da un territorio all'altro. E per quello che è successo qualche anno fa col punteruolo rosso delle palme, sì, annuienti
milanese, anche questo, che è stato recentemente segnalato a Milano. Ci ha messo una ventina d'anni a arrivare dal litorale laziale, dove era stato rilevato per la prima volta, che praticamente colonizzato ormai tutta la penisola. Capito. Paola, prego. No, commenta tu, perché qui c'è poco a dire. Insomma, dobbiamo lasciar fare la natura fondamentalmente, e difenderci con sistemi poco aggressivi. Insomma, questo sistema delle reti, soprattutto sapere che si aggregano, allora spiega molto queste immagini che mi sono arrivate di masse di coleotteri tutti sulla stessa pianta. Si avvisano, dicono: guarda, qui c'è un buon cibo, venite. Allora è giusto dire la mattina, svegliarsi presto prima di loro, toglierli uno per volta, e forse bisogna trovare sistemi, insomma, poco non chimici. Ecco, la natura speriamo farà il suo corso, e viva le rondini. Ecco, io però vorrei fare una riflessione. Ma non è che tutto questo accade anche perché ora c'è questa tendenza a lasciare spesso incolte le aiuole o i prati o i parchi per un malinteso senso del green? Cioè, ora io non pretendo che le aiuole e i parchi di Milano abbiano l'erbetta tagliata a 2,5 centimetri, stile prato inglese, però può essere anche che questa sorta di voluta trasandatezza sia una vera e propria festa per qualunque tipo di parassita. Allora, l'erba praticamente è una specie di nursery della natura, dove gli insetti, ma non solo gli insetti, funghi, batteri e quant'altro, vivono, si riproducono e hanno anche una caratteristica particolare, quella di interagire con tutto quello che è il mondo vivente circostante. E bisogna considerare una cosa, che qualunque filo d'erba, anche il più insignificante, quello che cresce magari tra le crepe dell'asfalto sul marciapiede, espleta una funzione basilare per tutta la vita terrestre, ovvero sia produce ossigeno, che ci serve tantissimo. Il problema dell'erba alta andrebbe, secondo me, spiegata meglio ai cittadini, a tutti. Non sempre l'erba alta è un fenomeno di incuria o viceversa, perché può anche passare così, cioè non taglio l'erba, la spaccio per tutela della biodiversità o per produzione di ossigeno o per assorbimento del calore, trattenimento dell'acqua, quello che è. Sono tutte delle cose, tutte reali, tutte vere. Ovviamente c'è la necessità di un equilibrio, l'erba non può essere non tagliata mai, deve essere tagliata, all'occorrenza raccolta, come anche l'altra questione legata all'erba, i famosi forasacchi che tanto allarmismo creano nei proprietari dei cani. Ora i cani hanno iniziato a convivere con gli umani circa 15.000 anni fa e l'hanno fatto come amici per la difesa, per la caccia e per la pastorizia. Ora le pecore si allevano laddove ci sono i prati incolti e alti e a caccia si va dove c'è l'erba alta. Quindi diciamo è anche un po' un discorso di educazione, si sono troppo umanizzati i cani e la gente non è più disposta a controllarli quando li si riporta a casa dopo la passeggiata al parco o nel bosco, dov'è. Diciamo che secondo me, quello che bisogna fare è creare un po' di sana educazione ecologica, mettendo da parte gli estremismi, perché quelli non servono a nulla, non portano da nessuna parte. Capisco. Paola, allora io intanto voglio ringraziare il nostro Silvestro Acampora del suo tempo e naturalmente vorrei avere il piacere di riaverlo presto nostro gradito ospite in trasmissione. Questo perché naturalmente ci andiamo anche incontro a un'estate molto calda e credo che dei consigli anche sulla qualità o sul modo di coccolare le nostre piante siano più che graditi. Quindi grazie e l'aspettiamo la prossima settimana. Insomma, nei prossimi giorni. E complimenti Grazie. per gli argomenti che sono molto interessanti e dove vanno divulgati. Grazie a voi, buona serata. Grazie a lei. Silvestro, a prestissimo. Paola, Antonino. noi
Noi abbiamo sì, ancora possiamo un paio di pensare, minuti. Dimmi. sì, no, possiamo pensare anche magari di sentire Silvestro perché lui si occupa da tempo, da sempre delle piante secolari di Milano e può dare dei consigli molto interessanti sulla scelta del mondo vegetale di cui circondarsi, perché è innegabile che siamo di fronte al cambiamento climatico e però a volte anche la scelta di un essente rispetto a un'altra può semplificarci la vita, perché spiace quando una piantina si secca sul terrazzo, no? E non tutti a Milano Certo. hanno grandi prati, però molti magari hanno delle finestre e quindi ci può dare anche dei consigli basilari per fare delle scelte oculate per arredare, insomma, il dire che per circondarci anche di piante, quindi non ci sono soltanto gli animali che io amo tanto, ma anche il verde che amo altrettanto. Quindi possiamo sentire Silvestro, magari mi organizzo con lui per dare qualche consiglio proprio mirato. Niente, Molto bene. sono in ascolto anche i nostri amici che ci hanno scritto, che abbiamo avvisati e quindi la risposta va a tutti e portiamo pazienza perché prima o poi, ripeto, gli uccelli cambieranno la loro dieta, capiranno che questi coleotteri sono assolutamente ghiotti e possono rimpinzarsi per bene e niente, delle reti, ora che lo sappiamo, arriviamo per tempo, insomma, a controllare se ci sono le erbe nella terra e intanto il comune è sul pezzo da molto tempo, quindi le grandi stelle sono già monitorate. Quindi seguiamo Va bene. l'evoluzione. Paola, senti, per finire, cosa c'era di bello su Buone Notizie uscito ieri, il tuo bel dorso sul Corriere della Sera? Ma c'era Elisa che è la cantante Elisa che fa un concerto e diciamo che mette le basi per creare dei fondi a sostegno dei più fragili. Questa è la cosa importante perché poi non ricordo se il concerto fosse stasera o domani, non mi ricordo più, però a lei abbiamo dedicato la serie copertina e la prossima non me la ricordo, anche se ce l'avevo sott'occhio oggi, ma sono leggermente bollita. Le alte temperature incidono sulla mia tenuta. Vabbè, non ti preoccupare, avremo modo di riparlarne. Senti Come per Paola, tutti, grazie come sempre e al piacere di ritrovarci mercoledì prossimo, va bene? Grazie Antonino e intanto buona estate. Grazie anche anche a te, un abbraccio. Va bene, allora io ringrazio Paola D'Amico e che dire di più che adesso noi ce ne andiamo tomi tomi, cacchi cacchi in pausa e ci sentiamo un pezzo di Rino Gaetano, Spendi, spandi e fendi del 1977. Perché? Perché adesso si parla di petrolio con Antonio Zennaro, credo vi interessi, a tra poco.
Va ora in onda Conto Corrente, economia e finanza per tutti. Conduce Antonio Zennaro. Le 19, 2 minuti e io ho il piacere di ritrovare lui, Antonio Zennaro. Ciao Antonio, bentornato. Buonasera Antonino, buonasera a tutti i nostri mitici super ascoltatori di Radio Libertà. Antonio, allora, noi non facciamo a tempo a salutarci, che la storia arriva, ci prende per la giacca, ci afferra il bavero e dice: e adesso parlate di me. E noi non possiamo che rispondere a questa chiamata. Guerra, petrolio e poi, per chiudere con un po' di ironia, se si può dire, di amara ironia, l'elettrico della Ferrari. Allora, sta guerra è calata su di noi in questo modo così improvviso il 13 giugno scorso e adesso? Beh, adesso diciamo che è iniziato un grande gioco all'interno del Medio Oriente. Non che il Medio Oriente, insomma, specchi per un posticino tranquillo, parliamoci chiaramente, insomma, non hai mai brillato di situazione tranquilla, non parliamo di Islanda, non parliamo di decisamente Groenlandia, anche se adesso Groenlandia è diventata con Trump un po' mainstream, però insomma il Medio Oriente è sempre stato molto 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 complicato. Il tema è che adesso, al di là di tutte le situazioni, ci può essere d'accordo, a favore, insomma, francamente a me insomma, è talmente complicato che lì non sai mai, no? Qual è la posizione giusta da prendere. Secondo me quella migliore è quella del Papa, che è un no alla guerra sempre e comunque, però questa è un'opinione, no? Ognuno dice la sua. Il tema è che qual è l'impatto che può accadere, il tema vero economico, no? Sì. Il tema vero è che l'Iran può sostanzialmente chiudere questo benedetto stretto di Hormuz, no? Sì. Che fondamentalmente passa, insomma, la nuova via della seta, soprattutto passa una marea di petroliere, se no devono fare un giro insomma, che si raddoppia, forse non so se si raddoppia, comunque diventano, quindi con tutto un impatto sul prezzo del petrolio. Noi ci eravamo lasciato, no, nelle settimane scorse col prezzo del petrolio che era sceso fino a $60, adesso siamo intorno ai 75 addirittura, il Brent un po' più basso di solito le altre tipologie di petrolio, però insomma c'è stata un'accelerata e ahimè per noi che comunque ci muoviamo con l'auto, insomma non è una buona notizia. Ecco, sicuramente c'è stato questo picco, insomma, da $62-63 a 76, quindi proprio un forte incremento, anche se adesso oggi perdono 0,43. Il tema è che quando ovviamente il Medio Oriente si muove con casini, guerre, bombardamenti, il prezzo del petrolio schizza. Noi che siamo importatori netti di petrolio, tranne un po' di petrolio in Basilicata, insomma l'Italia è un grande importatore di petrolio, e petrolio, vuoi non vuoi, adesso al di là dopo insomma ci fai quasi tutto, dalla plastica alla benzina, ma tutta una serie di, addirittura pure i principi attivi per le medicine, insomma col petrolio si fa veramente tanta roba, quindi è un tema, soprattutto per chi è più esposto. Se poi mi chiedi cosa accadrà, effettivamente per Israele, al di là, dopo, ripeto, del giudizio morale, etico, non entro, si è aperta una finestra unica in Medio Oriente che gli permette comunque di tentare il grande colpo, che è quello di buttare giù fondamentalmente il regime di Ayatollah. Perché dico questo? Ho scritto anche in un tweet ieri. Perché loro fondamentalmente la retorica anti-NATO, la retorica dice
siamo forti, siamo qua, siamo giù, vi attaccheremo, bla 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 bla, no, abbiamo i droni, abbiamo questo, i lanciarazzi, l'Iran, no, l'impero, siamo l'impero persiano 4.0, poi alla fine veramente in 2 giorni gli israeliani stanno bombardando, quindi non è un lancio di missili supersonici, ci stanno proprio bombardando. La Russia non li può andare in aiuto perché è impegnata in Ucraina, anche lì, per quanto io sia molto, insomma, cioè alla fine anche Putin non si sono dimostrati questa forza comunque devastante la Russia, come io pensavo. Ad esempio pensavo che in un mese Putin arrivasse a Kiev, così non è stato, no? Sì. E quindi la retorica anti-occidentale, e poi la Cina fondamentalmente si è capito che non è che si ammazza per gli iraniani. Altro dato geopolitico. Geopolitico, sì, qualche container è arrivato sicuramente di armi, di cose, però perché i cinesi sanno che comunque per il loro business first, no? Cioè sanno che comunque loro insomma, dal Medio Oriente solo casino, cioè loro interessa l'Asia, no? Quindi secondo me un intervento cinese avviene se vengono toccati geopoliticamente i loro interessi in Asia, solo lì la Cina si potrebbe muovere. Francamente di andare a aiutare in maniera diretta gli iraniani a migliaia e migliaia di chilometri non sono convinto. Quindi si è aperta fondamentalmente una finestra di opportunità per far vedere che il regime, che è comunque un regime che non è che piace fondamentalmente alla maggioranza di giovani iraniani, ma non solo, potrebbe cadere. Quindi questa anche mossa, insomma, in maniera pesante, bombardativo di Stato, con tutto poi di riflessi su, insomma, una politica che va avanti da anni, no? Di comunque riferimento del mondo sciita, ma non solo. Quindi vediamo che accadrà. Stati Uniti, ma secondo me Trump sta valutando e che gli si è aperta comunque un'opportunità unica, fondamentalmente c'è l'Iran da solo. Sì. Nessuno li può aiutare, c'è l'Iran quando parla. Quindi potrebbe esserci anche questo comunque no, pressing per forzare anche all'interno un regime change e quindi permettere una transizione verso qualcosa di diverso, che non sia il governo di Ayatollah. Quindi vediamo, secondo me non è sarà una roba che sarà, insomma, non finisce qua. Da qua a fine anno io penso che, non so con che tempistiche, però ci sarà un'escalation. Se qualcuno mi chiede un'opinione, dopo non è che sto nella CIA o nel... Beh certo, ma... mi sono occupato di supervisione di servizi per 3-4 anni al Copasir, questo sì, nella scorsa legislatura, quindi un po' di dinamiche, insomma, conosciamo, ecco, questo nel senso che non è che sono avulso, però che uno sia sul campo, no, questo non ho informazioni, però insomma c'è un'opportunità quasi unica per l'Occidente di insomma andare a eliminare un regime che insomma filo occidentale non è, ecco, questo è un po' il tema, tanto più che poi noi usciamo, Antonino, da una retorica di anni in cui, oddio, il mondo multipolare, no? I BRICS, bla bla bla, insomma, che l'Occidente sembrava spacciato, poi alla fine la Russia non riesce, insomma, sì, stanno vincendo, dicono, no? Va bene, tutto rispetto, insomma, sicuramente, però non è che stanno avanti ormai da 3 anni, insomma, non mi sembra un'operazione cioè se fosse entrato ad esempio in maniera diretta no? Più pesante della NATO, sì. Non lo so che c'è veramente magari finire la guerra mondiale, però sicuramente vedo un'usura da parte della Russia e alla fine la proxy war, quella ad esempio tra insomma il Libano, c'erano tutte queste forze, no? Anche la stessa Siria sostenuta la Siria in 3 mesi è caduta, no? Anche meno. Sì. Ma perché? Ma perché fondamentalmente dopo tutti diranno gli israeliani sono cattivi, dopo non entro io sul merito delle questioni, ok, etiche, non voglio, non mi interessano, però
Però sicuramente facciamo un'analisi, no, sia economica ma anche geopolitica, no? Sicuramente è cioè, anche il collasso di Hezbollah nel Libano così veloce, o comunque in difficoltà anche in Siria, no? Dove cioè, comunque stanno perdendo tutta una serie di cavalli di battaglia di un mondo anti-occidentale. Quindi secondo me poi quando si aprono le occasioni devi giusto o sbagliato, giusto o sbagliate, e dopo la guerra non ci piace, questo è tutto un altro discorso, no? Cioè, a me fa schifo la guerra, quindi credo faccia schifo a tutti quanti, direi. Però effettivamente Israele c'è una mossa da scacchi che gli stanno facendo. Cioè, io non vedo poi, è stato un po' di informazioni veramente. Ma d'altronde la mossa dell'Iran di mandare sti razzi, no? A migliaia e migliaia di chilometri, militarmente, cioè, sembra un po' scarica, dico la verità, sarà bella da vedere, sti razzi, no? Che tu vedi, però alla fine, cioè o loro, quasi un attacco terroristico gli hanno fatto Israele, no? Cioè, o loro riuscivano a incidere con le forze limitrofe che loro hanno, soprattutto Hezbollah, no? Che alla fine, cioè Israele alla fine sta comandando completamente il gioco nell'area, quindi io penso che andranno avanti e alla fine entrerà anche Trump. Io sono convinto che è un'occasione troppo unica per per avere comunque meno ostilità da un paese da 90 milioni di abitanti. Si può sconvolgere completamente tanto più che oggi ci sono ottimi rapporti con tutto il mondo sunnita, alla fine da Arabia Saudita, Stati Uniti, no? Quando è stato Trump, veramente c'è un rapporto, gli unici che sono fuori è questo con l'Iran, quindi secondo me si andrà verso, insomma, tenteranno l'operazione. Sì, anche secondo me, anche perché, torno a ripetere, c'è troppo movimento, ci sono troppe mezze parole che lo lasciano intendere e ripeto, anche le parole del figlio dello Shah che ieri notte ha detto ho già pronto il governo di transizione per i primi 100 giorni. Cioè, o è uno che si crede Napoleone, oppure Trump gli ha detto qualcosa per davvero. Cioè, se no non fai una dichiarazione del genere, perché se no posso prendermi pure io per Napoleone e dire che ce l'ho pure io il governo pronto per l'Iran per i primi 100 giorni dopo la caduta degli Ayatollah. Cioè, è troppo, ci sono troppe parole apparentemente fuori posto, mi spiego. Sono d'accordo con te perché Antonino è troppo d'altronde se ci pensiamo adesso, noi stiamo ragionando da anni di propaganda sull'Iran che comunque ha una forza militare, anche gente diciamo occidentale, no? Che dice ma l'Iran comunque guarda che non è, no? Nel Libano non è Gaza, no? Sono strutturati, hanno una forza potente, no? Alla fine 2 giorni comunque, veramente quella contraerea fa schifo perché se comunque fanno i raid, comunque hanno fatto fuori comunque le prime linee militari, 4 prime linee militari, comunque il leader religioso che la combacia comunque anche di fatto, anche se non è chi comanda, no? Corretto? È scomparso, sta nel bunker, no? Vuol dire che comunque militarmente hanno perso, no? Quindi secondo me anche a livello di elite questo comunque i ragionamenti cominceranno a partire, secondo me. Importanti che comunque un regime che non è visto bene comunque perché adesso ci sarà una propaganda, ci sarà l'azione della CIA però comunque insomma ricordiamoci che fino agli anni 70 se uno va a vedersi i video l'Iran era un paese occidentale a tutti gli effetti, lo era e come quindi dopo è arrivata la teocrazia ma Donino, comunque sia, parliamo di comunque insomma un paese grande, importante. Insomma. Quindi vediamo che accadrà. Io penso che comunque l'escalation continui, se uno mi chiede un'opinione,
con ovviamente un impatto soprattutto sul Medio Oriente e soprattutto sul petrolio. Detto questo, vediamo poi come Trump si muoverà. Antonio, senti, ma a quanto può arrivare il petrolio a sto giro? Soprattutto a che cifra il petrolio diventa un'arma che invece può fermare l'Iran e che può fermare anche la stessa Russia nella sua azione contro l'Ucraina? Perché Trump ha sempre detto: io avrei impedito la guerra inondando il mercato di petrolio, ai russi sarebbe divenuto poco conveniente venderlo, non se ne sarebbero fatti più niente, non avrebbero potuto comprare armi. Si può ancora usare l'arma del petrolio Ma su questi due fronti? tecnicamente Trump dice una cosa giusta, nel senso che comunque la Russia, avendo comunque un PIL limitato, si regge in piedi soprattutto per la fornitura di due voci, diciamo, di PIL, che è materie prime, quindi gas più petrolio, e la vendita di armi. Questi sono i grossi fondamentalmente perché faccio un esempio, ad esempio ci sono grosse aziende russe che vendono concimi con fatturati miliardari, ma sono concimi di derivazione chimica che a sua volta deriva comunque da avere accesso a materie prime in loco, anche petrolifere. Ok? Quindi è tutto collegato, se andiamo a vedere. Quindi Antonio, ne sono convinto, però ad esempio un aumento del prezzo del petrolio potrebbe favorire, ovviamente, cioè nel senso che favorisce anche gli Stati Uniti da un lato, perché gli Stati Uniti riescono comunque a pompare molto greggio, no? Quindi non è che, cioè, alla fine è l'Europa quella che rimane fregata. Se vogliamo un po', stanno andando verso ormai il nucleare, anche se non si dice, non si può dire, no, ma la Cina è completamente all-in sul nucleare. Da qua ai prossimi 10 anni avrà almeno 40-50 centrali nucleari in più. Okay. Questa cosa non si può dire, no? Sembra tabù, ma è la verità. La verità, diciamolo, la Cina sta andando tutto sul nucleare. Sì. Quindi, cioè, altro che green. Blue green, no. Il green ce l'hanno raccontato per anni e ci hanno distrutto un'industria. Il bello è che l'Unione Europea vuole fare ancora la legge per aggiungere un ulteriore carbon tax sulle caldaie, sulla benzina, su tutto. Ma quando è che la finiranno questi di strozzarci? Ma il problema è che se comunque sia, ahimè, nei paesi nordici le forze politiche dei Verdi o comunque molto vicine a questo ambientalismo hanno comunque ancora percentuali importanti che dobbiamo fare. Ci sarà sempre questo ragionamento. In Italia per fortuna non è che siamo contro, non è che per questo, diciamo, talebanismo green, ecco, queste forze politiche in alcuni paesi sono talebani, cioè ci farebbero andare in giro con le ciabatte, no? Al massimo con la bicicletta, manco elettrica, e dovremmo per mangiare gli insetti, no? Sì, mamma mia. Questo per fortuna si scontra con un DNA italiano, latino, insomma, che stavamo un po' perdendo. Per fortuna oggi siamo un po' risvegliati dal sonno. Io penso ci sia un forte risveglio su una vita vissuta realmente con cibo vero, con la vita vera, e anche sto convinto pure sui motori, secondo me. Poi andiamo al tema finale, no? Sto convinto pure che comunque sia la macchina elettrica, magari in città, comunque con una mobilità elettrica ci sarà, ma comunque sia il motore, secondo me, non andrà a morire. Il motore tradizionale, sono proprio convinto. E i dati comunque, se uno si legge i bilanci di Porsche, Ferrari, ma non solo, anche delle altre case, può vedere chiaramente come alla fine chi è andato all-in sull'elettrico si sta facendo non male, ma malissimo. Mentre chi è riuscito in maniera intelligente a fare operazioni, magari anche di, ad esempio, Dacia, sull'ibrido, tra virgolette, sul GPL, metano, compagnia, no, di queste tipologie qua, stanno facendo ottimi numeri. Quindi sono convinto che ci sarà comunque ci sarà un elettrico, soprattutto per una clientela premium, un po' fighetta, un po', no?
o anche una mobilità cittadina, ma poi comunque se ti devi muovere devi avere la macchina con la benzina, diesel soprattutto ad esempio il camion, ci vuole il diesel, le trazioni, insomma tutta questa roba qua. Alla fine, già rispetto a 2 o 3 anni fa, Antonino, per quanto poi ci sia a livello europeo, io la vedo molto limitata rispetto a qualche tempo fa, e anche forse le inchieste che hanno colpito a livello europeo queste mazzette che arrivavano dall'Oriente a deputati, assistenti, non si è capito bene, a Bruxelles, forse ridurranno secondo me la pressione su questo oltranzismo green. Sono convinto, e già si vede che è meno forte il pressing. Certo, se poi giravano 6 mazzette e poi la gente che deve prendere i provvedimenti, certo, no? C'era una spinta esterna, perché non ha senso che noi perdiamo di più di 100.000 posti di lavoro su un settore e farli guadagnare in altri paesi, no? Insomma, una domanda forse che qualcuno che qualcuno viene come convertito sulla via di Damasco, ma forse non è solo conversione, ma è anche qualche incentivo, diciamo. Qualche 30 denari c'è stato, ecco, mettiamola così, se vogliamo parafrasare. Dai tempi di Giuda è un'attività praticata. Questo un po', Antonino, il discorso, che poi la Ferrari adesso il secondo modello di elettrico lo debba rimandare al 2028, io sono contento. Francamente sono contento, perché io voglio la Ferrari che fa casino quando senti i motori, che senti il rombo del motore Ferrari, 12 cilindri, quello che è, insomma, io voglio la Ferrari che fa la Ferrari, non voglio la Ferrari che fa finta di essere la Ferrari, sinceramente. Condivido, anche perché, come von Karajan scrisse Enzo Ferrari, nessun direttore d'orchestra saprebbe ripetere e replicare l'armonia dei suoi 12 cilindri. Quindi, se lo diceva lui, io ci credo fermamente. Ma poi, Antonino, ma quanti bei anni erano belli gli anni 80 e gli anni 90, dai. A chi lo stai dicendo? A chi lo stai dicendo? Retorica. Ma vogliamo veramente andare in giro tutti con le ciabatte, la bicicletta e mangiare neanche per idea. Quindi, insomma, diciamo che ci hanno un po' stufato. Siamo eleganti, ci hanno un po' stufato, sinceramente. Quindi anche i manager, top manager, tutta sta roba, ISG, bla bla bla. Sono contento che i consumatori vogliono una macchina che ha rombo, ok? E non vogliono sono contento, sinceramente. La Ferrari deve fare la Ferrari, cioè come tutte le cose, no? Certo. Se uno deve mangiare i cibi veri, non la roba chimica. Penso che per quanto la carne in laboratorio, sinceramente, sia una roba che proprio non esiste in natura, proprio una roba contro il mondo, sinceramente, che in laboratorio si sviluppi. So che anche tante società che hanno investito milioni di euro su questa roba qua, per fortuna stanno andando malissimo, quindi i progetti stanno tutti chiudendo, e sono contento, devo dire, non ho un'opinione personale, ma sono contento sinceramente che il non cibo non abbia successo dai consumatori. Ed è giusto così. Senti Antonio, per la prossima settimana che cosa ci dobbiamo aspettare a livello economico? Allora, per la prossima settimana il tema sarà tutto legato soprattutto, secondo me, alla chiusura del stretto, come avevo detto, di Hormuz, e poi vedremo anche un attimino cosa accadrà, soprattutto sui temi legati anche ai primi dati economici che arrivano anche a livello di Stati Uniti. Vediamo quale sarà il calendario, cosa arriva, insomma, se ci saranno novità anche degli Stati Uniti, se saranno parecchi dati economici, vedremo, insomma, qual è un po' la temperatura americana su anche questi primi mesi della ricetta Trump. Molto bene. Allora, io ti ringrazio come sempre e al piacere di ritrovarci il 25 giugno. Antonino, grazie e alla prossima. Grazie ancora. Sigla. Avete ascoltato Conto Corrente.
Allora, adesso apriamo il telefono 0292947222 per le vostre chiamate. Noi abbiamo 4 minuti prima di andare in pausa e ascoltarci una gran bella canzone. Cosa ci sentiamo? Augusto Martelli, Studiare in jeans del 1988, perché naturalmente tra un po' arriva la professoressa Giusy Rosato, che è stata nostra gradita ospite in altre occasioni e ci permetterà, insomma, ci farà un'analisi delle tracce che sono state presentate e sottoposte ai ragazzi questa mattina alla maturità. Io diciamo il telefono appunto è aperto 029294 7222 se avete voglia di dire la vostra, oppure se volete mandare qualche zappa 340 670 9659. Intanto a Diego Garcia, appunto, come diceva anche circa un'oretta e mezza fa il nostro direttore Giovanni Sallusti, l'ANSA riferisce che dagli USA sono arrivati 4 bombardieri B2, i famosi bombardieri invisibili, quelli che possono lanciare la bomba da 14 tonnellate per scoperchiare e distruggere i bunker iraniani, e in particolare sono atterrati a Diego Garcia, che è questa base territorio britannico dell'Oceano Indiano. Attenzione, perché questo a questo punto espone anche gli inglesi a un'eventuale rappresaglia iraniana. E comunque gli americani fanno base a Diego Garcia e da qui possono volare e colpire a questo punto anche l'Iran, Fordow, tutti i siti del programma nucleare iraniano. Va bene, voi non telefonate, noi andiamo avanti con la nostra la rassegna stampa. Vedete, io ormai sono quasi cotto, coraggio, ce la posso fare. La DN Kronos apre con l'Iran, ondata di missili contro Israele, Teheran. Trump, l'Iran vuole negoziare, ma la pazienza è finita. Teheran, bugiardo, mai chiesto un incontro. Precisamente la delegazione iraniana all'ONU ha detto che non ci saranno iraniani che andranno a genuflettersi davanti all'ingresso della Casa Bianca. Alessandro Benetton, avere un governo stabile in Italia è un valore, l'imprenditore all'aria che tira sulla 7. Affrontiamo un panorama incerto, ognuno di noi faccia la sua parte. Ancora, maturità 2025, le tracce, Borsellino, Pasolini, Tomasi di Lampedusa. Stamattina vi ho anche letto la poesia di Pasolini, una bellissima poesia, se mi posso permettere, a proposito del valore che è stato proposto. Tra le tracce c'è anche questo testo argomentativo sul tema del rispetto, un articolo del giornalista di Avvenire Riccardo Maccioni, indica che è uscito il 17 dicembre del 24 sul sito del Quotidiano dei Vescovi. C'è anche una traccia sul giudice Paolo Borsellino. Il testo è I giovani, la mia speranza, pubblicato su Epoca nel 92, che riflette sull'importanza della cultura della legalità portata ai giovani come deterrente a lungo termine per la proliferazione della cultura mafiosa. I figli di Paolo Borsellino, tra l'altro, si sono detti commossi, questo perché hanno detto: il sacrificio di nostro padre è come un seme che sta dando frutti. Paolo Borsellino era un eroe. Lucia Manfredi, Fiammetta Borsellino, apprende la DN Kronos, sono commossi per la traccia di nostro padre sui giovani. Onestamente sono commosso un poco pure io. Apprendiamo con commozione che tra le tracce della prova scritta di italiano per la maturità di quest'anno vi è un riferimento all'attenzione e alla fiducia che il nostro padre riponeva nei giovani. Egli nutriva un'enorme speranza nelle future generazioni. Abbiamo sempre pensato che a reggere i suoi sforzi vi fosse il senso di una prospettiva alta, di un cambiamento in meglio della nostra società civile. Lo dicono appunto Lucia Manfredi, Fiammetta Borsellino
i figli di Paolo Borsellino, che ci manca dal 19 luglio del 1992, quando ci fu l'orrenda strage di Via D'Amelio. Adesso una breve pausa, ci sentiamo Augusto Martelli, Studiare in jeans del 1988 e poi torniamo. Di nuovo a te la linea, Antonino. E allora, rieccoci qua, sono le 19:33 minuti e 40 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Augusto Martelli con Studiare in jeans, la sigla dei ragazzi della terza C, anno 1988. Vi voglio leggere questo dottore che ha telefonato al servizio per l'Iran della BBC. E questo dottore ha telefonato dicendogli che poiché molti iraniani hanno problemi nell'avere accesso appunto ai loro conti bancari, alcuni pazienti hanno problemi a pagare i costi dell'ospedale e non riescono a pagare il prezzo del ricovero. Dice anche che naturalmente io ho erogato le mie cure gratis e questo non è stato un problema. Io non ho un granché come stipendio, però tutto il denaro che avevo risparmiato negli anni era presso la banca SEPA. Adesso, mentre parlo con voi, non ho nemmeno soldi per comprarmi una fetta di pane. Non sono sufficienti nemmeno per comprare una fetta di pane. Il dottore ha criticato quelli che hanno deciso dall'altro lato del mondo di attaccarci in un modo così a sorpresa, colpire, hackerare le nostre banche, attaccare la nostra TV di Stato, colpire qui e là e non considerarci come esseri umani. Le organizzazioni internazionali non hanno avuto alcun ruolo e dopo questo, come nel Medioevo, qualunque re potrà attaccare una nazione più debole, ha detto ancora questo dottore sentito dalla BBC Persian, il servizio appunto per l'Iran. Ha anche parlato Steve Bannon, uno che è stato completamente cacciato dalla Casa Bianca, come ci ha raccontato più volte Giorgio Guido Lombardi. Insomma, ha detto che sì, vabbè, sapete che magari noi odiamo l'idea che Trump si possa imbarcare in un attacco all'Iran, però in ogni caso saremo dalla sua parte. Un altro commentatore conservatore, Charlie Kirk, che è tra l'altro una star di YouTube e ritiene di essere il più vicino al lato isolazionista del dibattito, su X ha scritto che Trump è pragmatico e valuta e tiene diciamo in considerazione il senso comune. Non so se il presidente Trump sceglierà di coinvolgere l'America contro l'Iran,
ma è un uomo del quale mi fido e naturalmente nel caso in cui dovesse prendere questa decisione mi fiderò ancora una volta di lui. Quindi, come vedete, siamo al giorno degli enigmi, non sappiamo se Trump attaccherà oppure no. C'è una certa amaretta nel Partito Repubblicano, c'è un certo dibattito tra conservatori, isolazionisti, anche qualche senatore Dem riferisce alla BBC, dice gli americani non vogliono entrare nelle faccende tra Israele e Iran. Insomma, siamo lì alle 19:37 minuti e una manciata di secondi col telefono ancora aperto allo 0292947222. Tra un minuto manderemo il faccia a faccia con la professoressa Rosato che ci commenterà le tracce della maturità. Nel commentarcele, chiaramente, insomma, ognuno di voi immagino rivivrà quell'incubo della notte prima degli esami. Io non l'ho avuto, vi ripeto, io ho dormito tranquillo, tanto ormai non me ne fregava più niente, mi ero completamente, non lo so, dopo 5 anni ormai la mia testa era altrove. Era dire vado avanti, raggiungo la maggiore età, io raggiunsi la maggiore età dopo la maturità perché sono primino e ho fatto gli anni il 6 di agosto, i quadri uscirono il 17 di luglio del 98 e nella testa naturalmente io pensavo già oltre, pensavo che sarei andata all'università, che avrei cambiato la mia vita ed eccoci qua dopo quasi 30 anni. Vi dico la verità, non ho mai avvertito questo senso epico della maturità, forse perché appunto il primo giorno arrivò la madre di una candidata. Mi vergogno io per loro a raccontare ancora questa cosa, che posò un bel vassoio di dolcini sul tavolo della commissione. Quando tutti gli altri presenti abbiamo visto questa scena, abbiamo capito che l'età adulta cominciava con uno schiaffone in faccia che peggio di questo qui non poteva arrivarci, ma è stato salutare. Va bene, Sveva, noi chiudiamo qui. Adesso la professoressa Giusy Rosato, docente di lettere presso il Liceo Manin di Cremona, ci racconta le tracce della maturità, poi la sigla è Notte prima degli esami del 1984 di Antonello Venditti. Ragazzi, andate a dormire tranquilli, domani in bocca al lupo per la seconda prova. Ci ritroviamo alle 7:30 con la rassegna stampa. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna. Buonasera. Dalla poesia proposta per la tipologia A1, tratta dall'appendice 1 dal diario 1943-44, con questo tentativo da parte di Pasolini di connettersi con dimensioni arcaiche, mitiche, utilizzando un linguaggio artistico per esplorare l'invisibile, per esplorare il sacro. E questa visione vede Pasolini come un intermediario tra il mondo moderno e un passato arcaico, spesso mediato attraverso figure rituali, figure mitologiche. In particolare Pasolini, attraverso personaggi, attraverso storie, cerca di rendere visibile l'invisibile, ricorrendo ad elementi proprio sciamanici, mitologici, per esprimere una critica alla società contemporanea, al suo progressivo allontanamento dalle radici. La campagna friulana, che noi sentiamo in questa lirica, diventa uno specchio in cui guardarsi. La natura diventa un tutt'uno con il proprio sentimento. La luna è un continuo riferimento per il poeta ed è presente in tutte le poesie che precedono e seguono questa all'interno della raccolta, mentre i grilli uniscono i tempi antichi a qualcosa che può rinnovarsi, quel canto dei grilli sul finire della lirica.
È vero che difficilmente si riesce ad affrontare nella storia della letteratura della classe quinta un modulo autore specifico o un modulo opera su Pierpaolo Pasolini, ma gli studenti avevano tutti gli strumenti conoscitivi, didattici, metodologici per poter scegliere questa traccia e svolgerla anche bene, attraverso echi, confronti, raccordi, parallelismi con altri autori che abbiamo trattato nelle programmazioni curricolari e trovare nei loro testi tematiche affini. Pensiamo ad esempio al tema della relazione con la natura in Leopardi o all'immagine della luna tra arte e letteratura, così come al tema del trascorrere del tempo, un vero e proprio topos letterario, dalla lirica greca arcaica direi, sino ad arrivare alla poesia del Novecento, con il tema del ricordo, della memoria, in Ungaretti, in Montale. Altro elemento suggestivo che si poteva cogliere nella lirica di Pasolini, la dialettica luce-buio, il biancore sopra i muri e poi annotta. Dopo poche notti è stinta tutta quella luce, la stanca luce, la campagna scura e tuttavia serena. E allora come non sentire in queste antinomie, in questa dicotomia tra luce e oscurità, echi di Manzoni, di Pascoli, autori che si affrontano diffusamente nelle programmazioni e che quindi gli studenti avrebbero potuto rievocare, testi a cui avrebbero potuto attingere. Molto interessanti e dense di spunti di riflessione anche le proposte della tipologia B, l'analisi e la produzione di un testo argomentativo, a partire dal taglio più storico, la prima, con la fotografia degli anni 30, il New Deal, Roosevelt, che forniva lo spunto per elaborare poi un testo incentrato sul rapporto tra i leader politici e i cittadini attraverso i mezzi di comunicazione di massa attuali, a quello più sociologico, antropologico, con il focus sul tema del rispetto nella sua fenomenologia nei confronti delle donne, delle minoranze, delle istituzioni, della natura, del mondo animale. Attenzione alla natura, al mondo ambientale anche nella proposta B3. Il testo di Telmo Pievani tratto da Sotto il vulcano. A partire dal concetto di tecnosfera, qui si richiedeva agli studenti di riflettere sull'impatto ambientale ed economico della produzione e del consumo costante di oggetti. Io sono molto contenta di questa proposta di tracce che hanno focalizzato l'attenzione sulla consapevolezza o meno dei nostri studenti, delle nostre studentesse, quali cittadini attivi, consapevoli, responsabili, co-costruttori del futuro della nostra società. L'ACME, a mio avviso, si è raggiunto con la proposta C1, la riflessione critica di carattere espositivo argomentativo su tematiche di attualità, a partire da un testo del giudice Paolo Borsellino, I giovani, la mia speranza. Io sono commissario esterno di italiano in un liceo scientifico di Crema e insegno però in un liceo linguistico classico di Cremona, il liceo Manin. Pertanto quando ho letto questa traccia, la sesta, nel plico ministeriale, mi sono commossa, pensando ai miei alunni di quinta che contestualmente nel mio liceo di provenienza probabilmente in quegli stessi momenti la stavano leggendo. Alunni con cui abbiamo camminato insieme per 5 anni sui sentieri di articolati percorsi di educazione alla legalità, sino al nostro viaggio della legalità proprio a Palermo, sulle orme di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino lo scorso anno. Quindi ho sperato che in molti potessero sceglierla come traccia, confermando ancora una volta quanto il nostro ruolo, prima che di insegnanti, di docenti, sia di educatori. E il mio credere nella scuola come prima forma di antimafia sociale in qualche modo veniva suggellato da quello straordinario messaggio ai giovani da parte del giudice Borsellino, i giovani che erano la sua speranza e che continuano ad essere la nostra stessa speranza. Io vi ringrazio e magari avremo una altra occasione per confrontarci e dialogare. Buona serata a tutti.
Avete ascoltato Zoom,